Grazie della linea Laura. Allora, dopo il direttore di Berlino, della Fiera di Berlino, siamo in compagnia di Marino Finozzi, assessore regionale alla promozione e al turismo. Abbiamo iniziato con uno splendido primo piano dei radicchi, questo fiore meraviglioso della campagna veneta. Allora, un grande impegno della regione con questo stand qui all'edizione 2013 di Fruit Logistica. Certo, stiamo parlando di un settore che riesce a generare circa 800 milioni di euro di produzione. Il 74% sono ortaggi, il resto è rappresentato dalla frutta, quindi una importante attività che nella nostra regione ovviamente dà la possibilità anche di fornire il settore per me importante in questo periodo, che è il turismo. Gli alberghi vivono soprattutto della fornitura che arrivano dai nostri produttori. Prodotti eccezionali, basta ricordare il radicchio di Treviso, che è diventato la bandiera del Veneto, uno dei prodotti di punta quando ci muoviamo, che rappresentano la nostra terra. Quindi ecco, sono 5 i consorzi rappresentati in questo nostro stand che cerca di mettere assieme le eccellenze, e credo che stiamo facendo un ottimo lavoro per la nostra economia. Allora, abbiamo visto la presenza dei consorzi, però l'operato della regione è stato importante nel fare squadra, si dice fare sinergia, perché sono presenti anche i mercati in un ruolo particolare. Non sono certo dei competitori, ma i mercati sono qui per esportare. Qui siamo a Berlino, è la piazza più importante per quanto riguarda le fiere dell'agroalimentare, ma tutti assieme si è qui per esportare. Certo, e fino a qualche anno fa consorzi e mercati si promuovevano in due aree diverse, e proprio con quello spirito di creare sinergie, di creare cooperazione anche tra i produttori e coloro che gestiscono il prodotto, si è deciso già dall'anno scorso di metterli assieme, metterli in un unico spazio. Anche se è giusto, come dicevi te, a volte sono concorrenti, perché il produttore vende il suo prodotto, il mercato può approvvigionarsi di prodotti anche che arrivano dall'estero. Però siamo qui perché dobbiamo creare economia, dobbiamo creare attività per il nostro territorio, e quindi sia i mercati sia i consorzi convivono in questa area e dimostrano che il Veneto riesce a lavorare, anche se a volte è in una situazione un po' di conflitto, ma assieme. Ecco, un'altra delle cose importanti dei prodotti che i nostri amici telespettatori stanno vedendo qui in esposizione presso lo stand della Regione Veneto, che vi confermiamo è uno dei più visitati, è il fatto che sono prodotti con marchi di garanzia, quindi all'esportazione viene dato proprio una garanzia in più rispetto a prodotti di cui magari c'è una dubbia provenienza, e anche non ci sono garanzie sulla salubrità e sulla coltivazione. Ovviamente la possibilità di farci conoscere anche con il riconoscimento di marchi IGP, DOC e di OCG significa farci conoscere anche per la qualità e per la serietà dei nostri prodotti. Oggi c'è una grande attenzione su ciò che portiamo sulle nostre tavole, su ciò che diamo ai nostri figli, quindi la qualità del prodotto, la garanzia con cui questi prodotti vengono coltivati credo sia un valore aggiunto che proponiamo alla clientela che sceglie il prodotto veneto. In questo momento economico non certo facile, ne fa le spese anche la regione, però è importante comunque stringere la cinghia e fare promozione. Promozione vuol dire conoscenza, promozione vuol dire sensibilizzare quelli che da casa sono i consumatori, non solo italiani ma anche esteri. In questo caso il suo referato, il suo assessorato si è davvero mosso con precisione, identificando gli appuntamenti più importanti nel mondo. Certo, premettiamo che non abbiamo mai sprecato le risorse pubbliche, però ovviamente quando queste diminuiscono dobbiamo fare di necessità virtù, e noi veneti siamo molto bravi quando siamo in una situazione di difficoltà a rinascere come l'araba finisce, riproporsi anche con meno risorse. Cerchiamo di essere presenti con dignità, con le cose fatte bene, con le cose pulite, spendendo ovviamente meno degli anni precedenti dove qualche soldo in più c'era. Allora, l'auspicio di Marino Finozzi, assessore regionale alla promozione e al turismo, per questo 2013 qual è?
L'auspicio per il 2013 credo sia molto semplice, quello di dare la possibilità ai nostri produttori di avere nuovi mercati, di avere nuovi clienti in maniera tale che la loro attività possa crescere, generando anche nuova occupazione, dando al nostro territorio la possibilità di farsi di esprimere tutto ciò che è possibile, quindi continuare a crescere in un settore dove credo il Veneto può dare ancora molto. Allora, grazie all'assessore regionale Marino Finozzi, responsabile della promozione e del turismo. Rimanete con noi perché Verde Nord-Est continua. L'assessore Finozzi tornerà di nuovo con noi perché con la nostra Laura Ferrari più tardi parlerà anche delle sinergie tra i prodotti agroalimentari e le bellezze del nostro Veneto. Rimanete con noi.